buongiorno, benvenuti al CG Sicilia e alle principali notizie. Reddito di cittadinanza in cambio di denaro, maxi truffa a Palermo, 93 indagati, arrestato un impiegato della regione, gestore di un CAF, accusato di aver regalato il sussidio a 53 persone. Fuori pericolo le due ragazzine finite in ospedale a Palermo per avere ingerito candeggina. All'origine forse una challenge, una delle sfide estreme che coinvolgono sempre più adolescenti. Finisce in carcere per violenza sessuale nei confronti di un tredicenne, uno youtuber del Trapanese seguito da quasi 1 milione di fan nella rete. Sortino sotto shock, arrestato il parroco della Chiesa Madre e accusato di aver chiesto 100 euro a funerale. Catania, quando la spazzatura sommerge pure le scuole. L'appello infuriato della preside della Pestalozzi al villaggio Sant'Agata. Basta con il lancio di sacchetti dei rifiuti, qui ci sono bambini. Ospedali, la fuga infinita dei medici del servizio sanitario verso il privato. Ad Agrigento si svuota il reparto ortopedico. Oggi giornata mondiale della pasta, la più amata a tavola dagli italiani e la più imitata dagli stranieri, anche se la mangiano scotta. Esportiamo ormai oltre il 50% della nostra produzione. Calcio, torna in campo nel pomeriggio il Catania, i rossazzurri sfidano in trasferta il Monterosi, fanalino di coda del girone. La squadra di Tabiani punta a bissare il successo di domenica con il Taranto. Bentrovati. Palermo, documenti falsi per ottenere il reddito di cittadinanza in cambio di un compenso economico. Dietro alla truffa c'era un insospettabile impiegato della regione finito ai domiciliari. L'uomo, un gestore di un CAF, avrebbe regalato il sussidio a 53 persone senza requisiti. Sequestrati 620.000 euro, 93 persone indagate. Eva Spampinato. Impeccabile impiegato regionale, abile gestore delle proprie relazioni pubbliche, titolare di un CAF e truffatore. Francesco Tutto il Mondo, 47 anni, impiegato della società partecipata della regione siciliana SAS, Servizi Ausiliari Sicilia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo con l'accusa di aver falsificato la documentazione per far ottenere il reddito di cittadinanza a decine di famiglie che non ne avrebbero avuto il diritto. Una truffa da oltre 620.000 euro, che per gli inquirenti sarebbero il profitto dei reati e che sono stati sequestrati insieme al suo CAF nel quartiere palermitano dell'Arenella. 93 persone sono indagate, 53 di queste avrebbero indebitamente percepito il sussidio. Come? Con i documenti falsi prodotti da Tutto il Mondo che, per ottenerli velocemente, oliava gli ingranaggi della burocrazia, cercava di corrompere dipendenti comunali con regali e denaro per tentare di velocizzare l'iter amministrativo per il cambio di domicilio e ottenere i certificati falsi, dichiarazioni di residenza, dichiarazioni di iscrizione anagrafica ai finitari, contratti di locazione. La truffa andava avanti ormai da mesi e la platea dei clienti era ampia. Solo la denuncia di un impiegato del comune ha consentito di svelare un meccanismo illecito ormai consolidato. Secondo le indagini, Tutto il Mondo, adesso ai domiciliari, riceveva per ogni pratica un adeguato compenso economico. I reati contestati sono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale ideologico in atto pubblico e istigazione alla corruzione. Gli sviluppi dell'inchiesta antimafia nel Trapanese. Messina Denaro ha fatto anche da mediatore nelle controversie per un buco nelle casse della famiglia di Valderice. E intanto la politica a Custonaci era al servizio del boss. Laura Spanò. Tra i molteplici risvolti dell'operazione antimafia Scialandro, che ieri ha portato in carcere 17 persone, tra cui l'ex vice sindaco di Custonaci Carlo Guarano, e ai domiciliari altre 4 persone, mentre l'ex sindaco, il medico Giuseppe Morfino, è indagato a piede libero per concorso esterno in un'associazione mafiosa e turbativa d'asta, spunta anche la presenza di Matteo Messina Denaro. Il fatto emerge nel corso di una delle migliaia di conversazioni intercettate da DIA, Squadra Mobile e Carabinieri in questi 2 anni di indagine
indagini. Durante la sua lunghissima latitanza, il boss Matteo Messina Denaro si sarebbe occupato anche di un ammanco nelle casse della famiglia mafiosa di Valderice, da dove erano spariti 50.000 euro frutto delle estorsioni. A Messina Denaro veniva ancora una volta riconosciuto il ruolo di boss di peso della mafia trapanese. Del resto era già successo in occasione di una diatriba all'interno della famiglia mafiosa di Marsala e Petrosino. Un suo autorevole intervento evitò una guerra di mafia. Anche a Valderice, scoprono gli investigatori, si sarebbe mosso direttamente quello con gli occhiali che quelli cercano di continuo, così lo identificano. L'intercettazione del 15 agosto 2021, a parlare tra loro sono Vito Manzo e Giuseppe Maranzano, entrambi appartenenti alla cosca di Valderice ed entrambi finiti in carcere. Di quel furto venne accusato dagli altri componenti il clan Francesco Todaro, definito ucciadiatore, il tragediatore, e pertanto ritenuto non idoneo alla guida della famiglia. Il boss latitante avrebbe scritto una lettera affidandola al cognato Gutatauro con un ordine perentorio: mettetevi in riga. In seguito quella missiva, Francesco Todaro, racconta ancora Manzo, sarebbe stato condotto in un villino abbandonato a Pizzolungo dove venne picchiato. Sempre secondo quanto racconta Manzo, Todaro si sarebbe difeso accusando dell'ammanco i sanvitesi. C'è poi un'altra intercettazione datata 1 settembre 2021. A parlare sono sempre Maranzano e Manzo. Quest'ultimo racconta di un incontro avuto con il latitante in una grotta, a testimonianza della sua affidabilità e della fiducia nutrita in lui dai vertici di Cosa Nostra. E questo l'ultimo mistero sul quale la Procura di Palermo, che ha coordinato anche questa inchiesta antimafia, sta indagando a proposito della trentennale latitanza del defunto Matteo Messina Denaro. Intanto, in una inchiesta della direzione antimafia di Milano sul sistema appunto delle cosche in Lombardia, spunta tra i 150 indagati il nome di Paolo Aurelio Errante Parrino, che secondo gli investigatori sarebbe stato il collegamento tra il sistema mafioso in Lombardia e Matteo Messina Denaro, che è morto, come ricorderete, lo scorso settembre. Parrino è il cugino dell'ex Primo La Rossa e avrebbe trasferito al boss tutte le comunicazioni del caso mentre era latitante in questi anni. Fuori pericolo le due ragazzine finite in ospedale a Palermo per avere ingerito candeggina, all'origine forse una challenge, ossia una delle sfide estreme che coinvolgono purtroppo sempre più adolescenti. Simona Mazzone. Stanno bene e sono fuori pericolo le due ragazzine di 11 e 12 anni che lunedì scorso sono arrivate in momenti diversi al pronto soccorso di Gristina di Palermo. Entrambe sono finite in ospedale per avere ingerito una piccola quantità di candeggina. Ad insospettire i medici del pronto soccorso è stata infatti la coincidenza sulla sostanza ingerita. Mentre una delle due l'avrebbe bevuta all'interno della scuola che frequenta, l'altra in un casolare periferico. E in due diversi comuni del Palermitano, una a San Giuseppe Iato, l'altra a San Cipirello. Motivo per cui, mentre le ragazzine si trovavano ancora ricoverate, sono stati chiamati i carabinieri. Adesso entrambe si trovano al reparto di neuropsichiatria, non hanno lesioni gastriche e i medici le stanno curando anche sotto il profilo psicologico, come riferisce il direttore del pronto soccorso pediatrico Domenico Cipolla. Le indagini si sono subito concentrate sul cerchio di amicizie e soprattutto sui cellulari utilizzati dalle due. La prima ipotesi, ancora la più accreditata dagli inquirenti, è che dietro il gesto ci sia una challenge, una sfida tra adolescenti che spesso viene lanciata da ignoti su un canale social e recepita dai giovanissimi che seguono le istruzioni. Sfide estreme che a volte purtroppo hanno portato alla morte di adolescenti che con troppa superficialità e spinti dalla voglia di osare si imbattono in azioni pericolose e a volte letali. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Monreale. Finisce in carcere per violenza sessuale nei confronti di un tredicenne il noto youtuber Favarigna, seguito da quasi 1 milione di utenti nella rete. Il 21enne, che risiede in un comune del Trapanese, da stamane è in carcere. Laura Spanò. È finito in carcere con accuse pesantissime il noto youtuber trapanese Favarigna, il giovane youtuber seguito da quasi 1 milione di utenti della rete. La notizia ha subito fatto il giro del web. Su di lui accuse pesantissime, violenza sessuale nei confronti di un tredicenne e molestie e minacce nei confronti del ragazzino e della mamma.
Favarigna è stato arrestato stamane dagli investigatori della squadra mobile di Rimini. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Questa mattina gli agenti della questura di Rimini hanno notificato all'indagato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP riminese Manuel Bianchi. Lo youtuber sarebbe accusato di aver adescato online il tredicenne con più condotte nel tempo, di averlo manipolato fino a compiere atti sessuali e lo avrebbe anche minacciato di morte, arrivando pure a molestarne e minacciarne la mamma. L'indagato è difeso dall'avvocato Gaetano Vivona del Foro di Trapani. In mattinata c'è stata la perquisizione e il sequestro di materiale in casa dello youtuber. Stanno effettuando delle perquisizioni e sequestrando del materiale nella disponibilità del mio assistito, ha detto Gaetano Vivona. Il mio assistito sarà poi accompagnato in carcere a Trapani e qui avverrà l'interrogatorio di garanzia. Il giovane 21enne avrebbe agganciato il tredicenne di cui avrebbe abusato in una chat di gioco online della PlayStation. Secondo le indagini degli investigatori della mobile, la loro amicizia era poi passata nelle chat di una piattaforma dedicata ai giocatori e infine era arrivata nelle conversazioni private. Sempre secondo le indagini, lo youtuber aveva attirato l'attenzione del ragazzino usando i protagonisti di un gioco online, poi si era fatto pressante fino al punto di andare a Rimini, dove è rimasto una settimana, e incontrarlo dal vivo. In un'occasione gli avrebbe estorto prestazioni sessuali in un hotel della città romagnola. Era stata la mamma del ragazzino ad accorgersi di quanto stesse accadendo scoprendo i messaggi molesti sul cellulare del figlio. La donna aveva prima affrontato direttamente il 21enne dicendogli di stare lontano dal figlio, poi aveva sporto denuncia alla Polizia di Stato. A Sortino, nel Siracusano, i carabinieri hanno arrestato il parroco della Chiesa Madre. Secondo l'accusa chiedeva 100 euro a funerale. La comunità è sotto shock. Francesco Aloi. Non so niente, veramente. Sono rimasto scioccato quando l'hanno detto questa mattina. Questa è la pura verità. Basta. Sortino è sotto shock. Don Vincenzo Cafra, parroco della Chiesa Madre, è stato arrestato. Secondo i carabinieri chiedeva 100 euro per ogni funerale. Non me l'aspettavo sinceramente, però purtroppo insomma, ci troviamo di fronte a questa situazione. Speriamo che insomma, sia una bufala. Nel piccolo paese del Siracusano c'è chi spera si tratti di una bufala e chi invece se la prende quasi con i giornalisti. Ancora non c'è niente di vero, è inutile condannare una persona che non c'è niente. Ma lei ha saputo qualcosa a riguardo? Non c'è niente, io così, voce di popolo, ma è tutto sbagliato quello che fa. Ma c'è qualcuno che ha denunciato però? Lo so, non lo so, gli sto dicendo voi sbagliate a fare queste cose. Il parroco è stato arrestato in flagranza proprio mentre prendeva il denaro, per questo deve rispondere di estorsione. Qui in paese ha sentito voci riguardo queste richieste di 100 euro per i funerali? Sinceramente no, però voce che gira è così. Dispiace ma non ci posso fare niente. Al nostro arrivo il portone della chiesa è chiuso. Adesso Don Cafra si trova agli arresti domiciliari, ma qui la comunità spera che sia tutto un grande errore. Catania, quando la spazzatura sommerge pure le scuole. Esasperata la preside dell'istituto Pestalozzi, basta lanciare sacchetti di spazzatura, immondizia, qui ci sono i bambini. L'insegnante, cosa dobbiamo dire ai nostri alunni? Tonino De Mana. Arriva fin dentro le aule dell'istituto Pestalozzi l'odore nauseabondo della spazzatura, per non parlare dei ratti che si aggirano nel cortile e degli insetti che volano ovunque. È davvero imbarazzante la scena che si presenta sul viale Giovanni da Verrazzano, nel quartiere Villaggio Sant'Agata, dove anche la scuola fa i conti con le discariche abusive che offendono decoro e dignità. Suonano come una beffa persino i cartelli che invitano a non gettare la spazzatura, tanto da queste parti Sacchetto Selvaggio colpisce in maniera inesorabile. È esasperata Elena Di Blasi, dirigente scolastico che ogni giorno è costretta a fronteggiare un'emergenza senza fine. Al di qua del muro ci sono i bambini del quartiere e non è giusto farli crescere in un ambiente non salubre. Rischio igienico-sanitario e soprattutto all'entrata e all'uscita è un pericolo, anche perché il marciapiede è praticamente off limits. Sono presenti spesso i ratti, non i topini di campagna, i ratti. Vi assicuro che non è una situazione semplice da gestire e non ci lascia assolutamente sereni. Gli fa eco un insegnante che non sa darsi pace, specie quando deve spiegare ai ragazzi cosa significa rispetto dell'ambiente. Noi abbiamo cercato di sensibilizzare proprio i bambini, abbiamo messo qui dei cartelli, non buttate la spazzatura, siamo dei bambini
fateci respirare aria pulita, dei cartelli che abbiamo messo qua ma nessuno li ha notati. Scene di ordinario degrado in piazza Anna Magnani, dove oltre ai rifiuti si notano ricambi di auto, batterie che ancora bruciano ed enormi filtri dell'aria, mentre in via Barcellona, zona Tondicello della Playa, la sede stradale è ristretta da una discarica abusiva a cielo aperto. Ben visibili pezzi di auto e guaine, residuo degli immancabili furti di metalli. Incredibile. Medici in fuga dall'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si svuota il reparto di ortopedia. I camici bianchi si dimettono da dipendenti per mettersi in proprio e guadagnare di più. Davide Sardo. Continua l'esodo dei medici dell'azienda sanitaria provinciale agrigentina verso i privati e verso la libera professione. Altri 4 camici bianchi del reparto ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, compreso il primario Giovanni Palmisciano, hanno annunciato le dimissioni volontarie dal 1° di novembre. Resteranno solo 2 medici, nessuno dei quali saranno impegnati in sala operatoria e sarà necessario trovarne uno a scavalco. La fuga di medici fa il paio con le recenti dimissioni del primario del pronto soccorso, la rinuncia di un altro e l'addio di 5 medici gettonisti chiamati in servizio solo per l'estate. Il settore pubblico dunque sarebbe diventato meno attrattivo. I medici si dimettono da dipendenti in servizio negli ospedali per mettersi in proprio perché guadagnano di più e vivono meglio, ma il paziente per curarsi deve pagare. Una sorta di privatizzazione della sanità, come denunciato anche dai sindacati. I medici vanno a lavorare nei privati perché hanno contratti vantaggiosi da un lato e dall'altro perché c'è serenità nel posto di lavoro. Qui anziché reinventarsi un modo di finanziamento per il privato convenzionato, continuano a dare più soldi danno al privato, più il privato è in condizione di aggredire i medici della sanità pubblica. A questo si arriva per insoddisfazione di medici spesso capaci e bravi, ma che non riescono, a ottenere le gratificazioni professionali, i concorsi, solo perché magari si rifiutano di andare in una delle bettole della politica. In diverse strutture purtroppo non possono essere garantiti in maniera efficace i servizi e quindi si deve fare necessariamente ricorso agli altri ospedali dove c'è un numero di medici un po' superiore rispetto agli altri presidi ospedalieri. Questo ha causato naturalmente dei disagi ed evidentemente ognuno poi ha fatto le proprie valutazioni. Una vera e propria emorragia del personale medico all'ospedale di Agrigento che sembra non arrestarsi, altri medici infatti sarebbero pronti a rassegnare le dimissioni. Lasciamo da parte i medici, oggi è la giornata mondiale della pasta, un piatto sempre presente sulla tavola degli italiani e non solo. Export per oltre il 50% della pasta prodotta nel nostro paese. Da Alberto Sordi a Nino Manfredi, un'infinità, gli omaggi del mondo del cinema. Francesco Aloi. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Pasta hamburger 1-0. Alberto Sordi che divora gli spaghetti fumanti è una delle scene più famose del cinema italiano. Oggi è la giornata mondiale della pasta, un piatto a cui quasi nessuno riesce a resistere. Beh, certamente sì, perché noi siamo, consumiamo molta pasta. Ecco. Un piatto che piace tanto è spaghetti al pomodoro. Qual è il piatto che le piace di più? Lasagne. In Italia e nel mondo tutti amano la pasta, come in questo ristorante di New York, dove il consiglio di camerieri e chef risulta necessario. Tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette. Sì, le dia a lui le polpette. Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette. Gli spaghetti non vengono con le polpette. Gratifica il palato e fa bene alla convivialità e al sonno. Sono i meriti della pasta, il piatto italiano per antonomasia, conosciuto e apprezzato ovunque. Con un piatto di pasta aumenterebbe anche la serenità, grazie alla produzione di serotonina, l'ormone del buon umore. Ma la pasta può essere anche metafora di vita, come in questo film con il grande Nino Manfredi. Il sugo avvolge la pasta, arrapandola, la penetra fino a dentro e la ingravida di sapore. Senti che profumarzillo. Adesso ho capito perché si chiama puttanesca. È uno spaghetto rodico, più che altro afrodisiaco.
Oltre il 50% della pasta prodotta in Italia arriva sulle tavole d'Oltralpe. Negli ultimi anni l'export è aumentato, superando i 2 milioni di tonnellate. Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti sono tra i maggiori consumatori nel mondo. Un italiano su 2 mangia pasta ogni giorno e c'è chi sarebbe pronto a gustarla anche a colazione. Non c'è dubbio. Facciamo una breve pausa, fra poco il calcio con le ultime su Monterosi Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, turno infrasettimanale in Serie C. Il Catania è di scena a Teramo contro il Monterosi Tuscia. L'obiettivo è bissare il successo di domenica con il Taranto. Marco Carli. La controprova dopo l'ultima vittoria, quello che cerca il Catania nel match di oggi a Teramo contro il Monterosi Tuscia, squadra laziale del Viterbese che gioca però le sue partite casalinghe a quasi 2 ore di strada da casa, allo stadio Bonolis di Teramo appunto. Il Catania, che invece proprio in casa al Massimino ha ritrovato domenica il boato del proprio pubblico nel momento in cui più serviva, si porta dentro la carica giusta. Gli Etnei sono in Abruzzo da ieri. Tabiani pensa di confermare la difesa a 3 ma con qualche cambio negli 11 rispetto a domenica. Si candida Silvestri, recuperato dopo la squalifica, torna fra i disponibili anche Quaini. Fra i 21 convocati non c'è invece Zanellato per un affaticamento muscolare e mancano dunque quasi tutte le mezzali se si eccettua Zammarini, circostanza che fa propendere per la conferma del centrocampo con 2 mediani davanti alla difesa. Per il resto Chiarella è pronto a dare il suo contributo, così come Rapisarda. Ci saranno anche quasi 200 tifosi catanesi, 196 per l'esattezza i biglietti venduti per il settore ospiti. Il Monterosi è reduce da 6 sconfitte consecutive, 7 se si considera anche la Coppa Italia. In mezzo a questo ciclo negativo c'è stato anche il cambio in panchina con Taurino che è subentrato a Romondini, senza però modificare il trend che ha portato la squadra laziale a stazionare all'ultimo posto in classifica. Il Catania ha l'obbligo di provarci con pazienza, come dice Tabiani, ma anche con una ferma intenzione. La scalata alla classifica intrapresa col Taranto deve rappresentare solo l'inizio. Calcio d'avvio alle 18:30, con diretta stadio, è possibile seguire la partita di Teramo su Telecolor, ampio pre-gara, poi commenti da studio e collegamenti con lo stadio durante il match, infine le interviste ai protagonisti in campo e al tecnico del Catania. La sfida a Palermo, a tracannare Candeggina finendo in ospedale, poi lo youtuber da 1 milione di follower arrestato dalla polizia di Rimini con l'accusa di avere arrestato un 13enne online manipolandolo fino alla violenza sessuale. Parliamo di accuse, di ipotesi degli investigatori. È chiaro, detto questo, l'allarme va lanciato per l'ennesima volta. L'avevamo fatto a giugno, quando i borderline sul SUV, ricorderete, si filmavano correndo a folle velocità nella gara a rimanere 50 ore in macchina senza fermarsi mai, fino a quando a Casalpalocco non si sono schiantati sulla Smart dove è morto un bambino di 5 anni. Lo abbiamo ripetuto per lo stupro di gruppo di Palermo, condotto anche allo scopo di filmare la crudele festa del branco e così via. Adesso basta però. Fermiamoci e facciamo qualcosa, qualunque cosa, per bloccare questo uso folle e terribile della rete e dei telefonini. Questa gara a filmare le cose più assurde e gravi. Ci occupiamo di 1000 vicende, pensiamo a nuove leggi, divieti, decreti, pene più severe per infiniti casi, ma questa deriva la ignoriamo. Forse perché le multinazionali che dominano il web portano pubblicità e quindi soldi a valanga, guai a disturbarle. E invece no, bisogna intervenire, salviamo gli adolescenti, per esempio cominciando con il vietare l'uso dei social ai minori, forse degli stessi telefonini. Qualcuno già ne parla e chi ha idee migliori si faccia avanti, ma rimanere passivi di fronte a questo scempio crescente e inarrestabile rischia di diventare complicità. Ci fermiamo qui, Digi Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.